Noi contiamo di portare davvero molte persone, insomma almeno 1 migliaio. C'è una risposta evidentemente spontanea dopo i fatti accaduti, non è che si fa fatica ad organizzare chiaramente i pullman a portare così tante persone, perché c'è sicuramente una reazione di popolo e democratica rispetto a un fatto inaudito, di una gravità straordinaria. Saranno circa 1000 i padovani che sabato affronteranno il viaggio verso Roma per partecipare alla manifestazione indetta dai sindacati CGIL, CISL e UIL per rispondere e reagire all'assalto che sabato ha subito la sede storica romana della CGIL. Il segretario generale padovano, Aldo Marturano, invita tutti a riflettere sul fatto che 100 anni fa le azioni squadriste iniziarono proprio da attacchi a sedi sindacali. Il fascismo si affermò, iniziò ad affermarsi proprio attraverso azioni di questo tipo, ossia invadendo, devastando le sedi, le camere del lavoro, insomma sedi di rappresentanza dei lavoratori evidentemente. E l'aspetto che voglio evidenziare è che è la prima volta che viene invasa e danneggiata, devastata la sede della CGIL è comunque una sede sindacale nazionale nella storia della Repubblica. Le responsabilità di quanto accaduto a Roma per gli esponenti del sindacato sono chiare. È stato un agguato fascista. Forza Nuova è di fatto, dicono, una formazione fascista e quindi va sciolta immediatamente. Noi chiediamo ciò che la Costituzione prevede, insomma, si è perso troppo tempo da questo punto di vista. La 12ª disposizione della Costituzione prevede che organizzazioni che si richiamino al fascismo siano considerate fuori legge, insomma, né più e né meno.